Buongiorno ragazzi. Allora, avete presente quella giornata che avete bisogno, proprio sentite il bisogno di un po' di relax, di levarvi di in casa, cercare un po' di tranquillità, rilassarsi un po'? Ebbene, oggi è uno di questi giorni. Ho approfittato di questa bellissima giornata, ho preso il treno e sono venuto alle Cinque Terre. Precisamente siamo a Corniglia. Da Corniglia ora parte un sentiero che porta verso Vernazza. Poi una volta a Vernazza guarderemo un po' cosa fare. Oggi andiamo proprio così, un po' all'avventura, senza programmare nulla. Per arrivare a Corniglia sconsiglio la macchina, anche se la stagione invernale crea molti meno problemi di posteggio. Comunque il treno è la cosa migliore. Il treno c'è la possibilità di trovare un treno che ferma a Monterosso, qui si scende e si prende poi il locale per andare dove si vuole. Io in questo caso sono andato a Corniglia. Se il treno che si decide di prendere non ferma a Monterosso, si scende a Sestri Levante e di lì si prende la coincidenza per le Cinque Terre e anche lì poi si scende in base a uno dove vuole andare. Diciamo che i locali impiegano più o meno 5 minuti tra una località e l'altra, sono molto vicine. Dunque adesso cerchiamo il sentiero che porta a Vernazza. Precisamente Vernazza si trova prima di Corniglia, cioè si parte da Monterosso, si fa Vernazza e Corniglia. Ma non è stato un errore mio, è stata una scelta voluta. Perché? Per una questione di fare il sentiero che collega le due località dalla parte un po' meno, diciamo, pesante, faticosa. Se si parte da Vernazza si arriva poi a Corniglia, ma c'è da fare una scalinata molto pesante, con gradoni molto alti e molto in salita. Se si parte da Corniglia, viceversa, si trova sempre una scalinata, ma poi, come vedremo, con i gradini molto più bassi, e rimane un po' più una stradina che non una scalinata vera e propria. La scalinata poi, quella più pesante, la troveremo quando arriveremo a Vernazza, ma un conto è farla in discesa, un conto è farla in salita. Ora andiamo a cercare il sentiero per recarsi poi verso l'altra località. Ci vediamo dopo. Allora, usciti dalla stazione, sulla sinistra, inizia il sentierino 192, un'ora e mezza per arrivare a Vernazza. Allora proseguiamo da questa parte e poi si troverà la scalinata che porta su, e se tanto mi dà tanto e la scalinata è quella che vedo là, c'è un bel pezzo da arrampicarsi. Va bene, le Cinque Terre sono questo, la Liguria è questo, ma questa parte della Liguria è tosta, Ed eccoci arrivati dalla scalinata. Adesso guardiamo se dovrebbe arrivare in cima a Via della Stazione. Speriamo bene. Andiamo. C'è anche il segnale con le due barre rosse e bianche, anche se, diciamo, essendo una scalinata, serve relativamente. Come vedete, i gradini qua non sono molto ripidi, certo sei sempre in salita, ma insomma
Dopo una dozzina di minuti siamo arrivati in cima alla scalinata. Allora da questo punto a sinistra si va in centro, se si prosegue si trovano le indicazioni per Vernazza 1 ora e mezza, Monterosso 3 ore e 40 e Fegina, che è un'altra località del luogo. Il sentiero da seguire è il 592, chiamato anche SVA 2. Ora lì il cartellino è un po' vecchio, il 2 non si legge. Comunque è questo che va su. Andiamo a vedere. Qui troviamo il segnale e qui, proseguendo, si trova SVA, le 2 barre.